fatelo! Allora, a questo punto abbiamo un contributo dalla regia. Non cambiate canale, state lì. No, un attimo. Antoni. Cognome. Cao. Titolo di studio. Superiore. Poco di meno. Professione. Calciatore. Pass. Pass cosa? Tore. Hobby. Cicletta. Hobby tanti. Segno zodiacale. Cancro. Mufflone. Stato civile. Coniugato. Singolo. Animale preferito. Cane. Porcetto arrosto. Che macchina hai? BMW. Appe. Un'ape? Appe. Canti sotto la doccia? No, mi entra l'acqua in bocca. E ogni 2 mesi. La squadra del cuore. Cagliari. Benfica. Il calciatore più amato. Maradona. Elisabetta Canalis. Il calciatore più odiato. Tutti quelli che mi fanno gol la domenica. Vieri. Perché? Perché con lui la mette dentro solo lui. Ti piacciono altri sport? Sì, tantissimo. Tiro al cartello. Sei litigioso? Molto. Chi te l'ha detto? Io litigioso. Dimmelo che te l'ho detto che ti spacco la faccia. Sei favorevole alla riapertura delle case chiuse? Quale case? È già vedo ora. L'ultimo libro letto. Ken Follett. Il calendario di Maragazzi Cucinotta. Cosa ti ha fatto capire? Libro. Che i numeri danno fastidio. Cosa ti è rimasto impresso? Novembre. Sei femminista? No. Perché non si vede? Come vedi la donna in carriera? Con delle riserve. In casa. È la casalinga? È un lavoro molto nobile. Dal buco della chiave. Bionda o bruna? Dico bionda. L'una e l'altra. Tette o culo? Entrambe. In mezzo. Ti ricordi la prima volta? Sì, mi ricordo. Come se fosse adesso. E la seconda? No. Mi lasci finire la prima. E l'ultima? È stata l'ultima. Fatto. A che età il primo bacio? 16 anni. Poco prima. A che età il primo rapporto sessuale? Non lo posso dire così. Poco dopo. Lo porti a destra o a sinistra? Lo lascio abbastanza libero. Ce l'ho slegato. Quanto è importante il bacio? Importantissimo. Dipende da che cosa ha mangiato. Le dimensioni del pene? Io direi grande, però. Nella tana che passa il coniglio. E cioè? A te non si stampa sulla ballutti. Slip o perizzone? Perizzola. Ragazza. Il posto più strano dove hai fatto l'amore? Sotto il lavandino. Lavandi i piatti? No. Lei lavando io saponando. Conosci il Kama Sutra? Sì. No, il Kamasuzza. Quante posizioni sai fare? Non ne conosco molte. 2. La posizione preferita? Quella del momento. Tutte e 2 sopra. La zona più erogena? L'ombelico. Il gambale. Una considerazione sul punto G. Preferisco il punto B. È un bel punto. L'hai mai trovato? Sì, però l'ho sempre restituito. Hai mai fatto un test HIV? A che cosa? Se squilla il telefono mentre fai l'amore? Lo spacco. Richiamatemi, sto tagliando legna. Cosa ami nella partner? Tutte e 2 le partner. Pratichi attività onanistica? Attività? Ozzo, onanistica no? Quante partner hai avuto? Mia moglie. Onanisticamente parlando, tantissime. Fai capire che ci stai. Addio. Mamma mia. Ma hai fatto la pipì in piscina? No. Sì, dal trampolino, Hai mai fatto un lifting? No. con una tedesca. Le mosche vi tormentano. Camminate sui carboni ardenti. Esci e pesti una merda. No. Tu hai cagato. Di nuovo mosche. Fai un urlo. 3 parole per descriverlo. Non lo conosco. Arrore di Gundada. Saluta il pubblico. Mattaga. Sì, scorro bel tempo in questa. Sta stava la crosta. Lasciala fare, infatti c'è Sardo sì, sardo sì, sardo sì, sardo di qualità, il nostro sardo sempre saporinare, non devi immaginare di parlare con uno qui, ma come noi, e pronunciare il toscano. Nel siciliano vivevo a pescare se perché l'accento è quello, sardo, sardo, sardo sì, sardo sì, sardo sì, sardo di qualità. Signore e signori, direttamente dai migliori anni, number one, il vedovo di Sardegna, Benito Urgu. Che noi stiamo sempre sardo regnare, non deve immaginare di parlare romano, e tanto meno
Oscars e un Milano, perché l'accento è quello, sardo, sardo, sardo sì, sardo sì, sardo sì, sardo di qualità. Yeah! Buonasera, Caro Urgu, come va? bene, lei? Meglio. Che piacere di stringergliela. Piacere di allargargliela. Senta Urgu, un grande successo il suo, eh? Ma io ho visto che è successo qualcosa, ma non riesco a capire cosa è successo. No, è successo che l'hanno vista tutti, sono 2 anni ormai che il Rai ha spopolato con tutto quel bel jingle, quelle Io belle cose. pensavo che Rai 1 era un accidente, perché da noi dicono un raio che ti fale, Rai 1, un raio che ti fale. Ma che è? Ah, no, O è una cazzata? No, Urgu, no, è che lei veramente ha una forza devastante, cioè quando lei è in quello schermo veramente riesce a bucare, lei buca lo schermo. Non lo sapevo. Si vede che funziona il trapano. Vabbè, senta Urgu, lei ha avuto anche dei momenti molto difficili, no? All'inizio. Mi dispiace accennargliene, per carità, di questa moglie che avevo che se n'è andata. Sì, no, ma non parliamone, insomma. No, stasera. per carità, Io morta mangiando un melone, così lo dico, così è. sì, ma Lei era una mangiatrice divoratrice di melone. amava il melone, Amava il melone, se lo amava, se lo mangiava intero. intero, il melone. Il No, melone intero, un melone di 4,5 kg intero. se lo mangiava. Ce l'ha ingoiato, lei riusciva a mangiarne anche da 6 kg. Come? Ma come? La ingoiava! È pericoloso. Pericoloso sì, tant'è vero che gli è venuto un piccolo colpo di tosse e gli è rimasto il melone incastrato. A lei? A sua moglie? A mia moglie. No, Poverino. dai, è stata male. Aveva la gola a forma di melone. Di traverso poi. Ma quando è proprio avuto quei problemi seri? Sì, ha fatto 7 rantoli, poverino. Sì, vabbè, ma Poverino, ogni rantolo era si sentiva. no, vabbè. Però non è il caso, qui sono bambini. Questo no, gli ho fatto il terzo. Sì, ma stava morendo. No, come ha fatto il terzo? No, mi scusi, o li fa tutti. No, voglio dire, ci sono bambini. Il primo era. Vabbè, ma non possiamo parlare di questa cosa qui. È una tristezza. Seconda era questa. Sì. Però è una brutta storia questa cosa, Veramente ci era fa male a tutti, cioè dobbiamo Quando ha fatto l'ultimo. Caduto. col melone Col melone. incastrato. Incastrato. Poverino. Peccato. Ma peccato perché era un melone molto buono, mi è dispiaciuto per quello. C'erano gli invitati che gli veniva l'acquolina in bocca e non potevano mangiare melone. Lei ha sofferto molto anche perché ha assistito a questo. Sì, io mi sono dovuto risposare d'urgenza, l'indomani stesso mi sono. No, mi scusi. Lei ha la vedovanza, cioè voglio dire. Io sono diventato 2 cose in uno ho fatto. La domenica è morta sua moglie. Io in 2 praticamente nello stesso tempo sono diventato. Ero vedovo e sono diventato immediatamente sposato. Ma mi faccia capire, perché con chi si è sposato? Con la badante. Di sua moglie. La mia badante. Ah, con la sua badante. Veniva dall'Alta Padania questa qui. Quindi c'era già una relazione. No. Cioè, Ci siamo guardati in faccia e mi ha chiesto, è morto? Gli ho detto sì, e allora ci sposiamo, ho detto sì. Ma come? Davanti alla salma, voglio dire. Davanti alla Ma sala. non è possibile. Poi cosa siete sposati in municipio? Cosa avete fatto? Dopo? Allora, dovevamo fare anche il seppellimento. Sì, è certo, appunto, quello voglio dire. C'era mio nonno che stava male. Sì. Quindi abbiamo detto, il seppellimento aspettiamo qualche giorno che c'è il nonno che sta male. Chi lo sa? Se muore anche il nonno facciamo 2 seppellimenti in uno. E così risparmiamo. Abbiamo fatto un matrimonio e 2 seppellimenti. Insieme. La gente era già lì. Sono venuti per il seppellimento, li facciamo stare per il matrimonio. Ma che c'è? E cosa li faccio andare a casa e poi tornano? Ma se la gente deve piangere per la morta, cosa fa? Ride per... Ridevano, piangevano. Chi aveva voglia di piangere, piangeva. Chi aveva voglia di ridere, rideva. Ma non ho capito. Caspita, li porta a te. Ma scusi, che ne so, io adesso mi immagino il corteo funebre. C'era chi piangeva, chi ballava e chi cantava. E le macchine, la macchina. Le macchine, a piedi loro. E lei? Io in macchina, i morti dietro di noi.
Abbiamo messo 2 casse, Sì. un autista seduto di fianco, eravamo in 3 davanti. Lei, sua moglie e l'autista. E l'autista. E le casse Chi lanciava fiori, chi lanciava grano turco, chi lanciava il riso, chi piangeva e chi rideva. E caspita mi riporta a me. Ci siamo salvati in bellezza. Bella storia questa. Ma non ci crede? No, è impossibile, cioè un funerale con un matrimonio insieme. E poi cosa fa? Non si era mai visto, tant'è vero che ho vinto il Guinness dei primatis. Dei primatis. Senta, dai, ma parliamo di cose serie, via. Vi ho portato i dolcetti che faceva mia moglie. Ah, del ricevimento. Mia moglie era una persona Perché lei faceva le cose a mano. tutto a mano. Ah. Mia moglie da bambina la picchiavano a mano, addirittura lei era una donna bellissima. Tutto a mano. La famiglia facevano tutte le cose a mano. Dai. Sì, E il sua moglie- babbo proprio dice che ha iniziato a fare l'amore a mano. Fino un po'. Dai. Dai. Ci sono delle cose che noi, proprio i valori di una volta, i valori che è una cosa bellissima. Ma guardi, lei faceva, ad esempio, faceva tutti questi, i prodotti in casa, i pomodori A mano. a mano, Sì. facevano i pomodori, Sì. Che cosa ha portato qua? Vediamo un i po'. prodotti di mia moglie. Vediamo un po' cosa ha portato. Guardi, in fondo alla bisaccia, guardi, faceva il mirto. Mirto. E li abbiamo proprio confezionati, il mirto della morta, guarda. Guardate che bella confezione. Possiamo abbassare un po' anche le luci poco poco. Guardate. Eccola qua, guardate che bella. Molto bello, è il mirto della Li morte. potete trovare via internet. Bello. Ne ha portato altri. Cos'è Sì, ho questo? portato, guarda, il fungo. Ah, il fungo. C'è il fungo. Eccolo Fungo qua. qua. Eccolo qua. Il fungo della defunta. Guardate che bello. Molto bello, eh. Poi Ne ha qualcos'altro? c'è la passata. La passata. Vediamo un po'. Aspetta che io non so dove. Come si chiama però? La passata della trapassata. Glielo metto qua, tanto è tutto per... Tutto per me tanto, rimane tutto lì, metta anche la passata dentro. C'ha qualcos'altro? C'è, guarda, Ecco, c'è il salmone della salma. il salmone della salma, ce l'abbiamo? Arriva? C'è? Se lo saranno mangiati. Non lo so, comunque noi ce l'abbiamo qua in mano, Eccolo qua, il salmone della salma c'è? Vabbè, non fa niente, via. E poi gli ho portato la mortadella della morta, abbiamo fatto. La mortadella della morta. Della morta, sì. Va bene. Ma me l'hanno fregata i tecnici questa. Allora, arrivano? No? Va bene, dai, e questo che cos'è? Mandiamo un po' di luce, almeno si vede qua. Ecco qua. Questa qui è la bomboniera. Guardate che bella bomboniera. Bella questa bomboniera proprio. Ecco. Doppio clic e vai, no? Ok. Non ci va. Allora, guardate questa bella bomboniera. Piena di dolci fatti dalla buonanima. Che belli, guardate, Grazie. Le metta tutto qui dentro. Mettiamo tutto lì dentro, vai. Ah, che bella questa cosa. Molto bello. Complimenti davvero. La parrucca della morta quasi. Va bene, possiamo... Se si vuole fare la parrucchino, la No, io la ringrazio tanto. Urgu, comunque sia, lei è diventato ormai un uomo di spettacolo ed è difficilissimo conciliare, diciamo, la vita da artista con la vita del pastore, perché lei, non dimentichiamoci, nasce pastore. Io nasco pastore e morirò pastore. Vabbè, però come fa oggi a conciliare questa cosa? Mi porto le pecorelle e faccio spettacolo con le pecorelle direttamente. No, questo non è possibile. Come non è E possibile? che cosa fa con le pecore sul palco? E loro ballano e fanno prodotti. Non è possibile. Immediatamente, dal vivo. Dai. Ci vogliono i palchi sterilizzati, queste E cose. quindi oggi non le ha potute portare? Non le potete portare. Ah. E c'hanno una produzione bellissima, dovuto tutto dal montone. Bello! Senta, è il montone che è lì il segreto. Il montone l'ho scelto io in internet. Ah, davvero? Perché lei viaggia, cioè in internet, lei Io per naviga. viaggiare c'ho la macchina. No, nel senso, lei naviga? Sì, in internet. Ma se lei sa accendere il computer? Se perché non lo devo sapere? No, me lo dica, perché non è Cavolate, c'è scritto dietro. è in inglese. C'è scritto on, che vuol dire ho incominciato. Poi quando devi chiudere c'è scritto off, ho finito. È chiaro. C'è
scritto in tono chiaro e tondo. Io pensavo fosse in inglese, invece no, è proprio una cosa nostra. Ma lei parole in inglese e in sardo, ne conosce? Ce ne sono alcuni, no? Inglese in sardo no. No. Cosa? In inglese, quando devono dire vai dentro, dicono come in through, in sardo è come in intro. È vero. Ma lei queste cose... Saltare, Sì. in inglese si dice jump. E in sardo è jumpami sul luogo. Come le trova queste cose qua? Senta, ma torniamo Leggendo in internet. in internet, quindi lei naviga. Per esempio lungo, in inglese è long, in sardo è longo. Senta, quindi lei entra in internet, digita Yahoo. Va su Google Yahoo e digito nella stringa. Cosa cercasi montone per pecorelle vergini. Puoi capire chissà quanti link. Erano tutte a lingua fuori. Ce n'erano una bellezza. E l'ho ordinato dalla Cina. Il montone? No. Perché sono apparse le immagini. Sì, e io ho digitato tutto un Download all'altro. Fatto tutto quanto, immediatamente. ed è arrivato. Il montone dalla Cina. Il primo montone era guasto. Come guarda? Era un montone rovesciato. Come rovesciato? Ma lo sa che era gay. Ma come gay? Un montone gay. Ma no, è uno, o è montone o è gay. E se le dico che era gay se n'è andato col montone del vicino di casa. Ma no. Tutti e due se ne sono andati pascolando, scodinzolando. E allora era gay anche quello. Anche l'altro era gay. Ma che schifo, cioè voglio dire. Due montoni gay. Non producevamo pecore, né io né lui, né agnelli né niente, perché avevamo i motori guasti. Ho capito, ma quindi cosa producono queste pecorelle? Beh, ad esempio ci sono quelle nere, Sì? ce ne sono nere, ce ne sono bianche. E la pecora nera c'è sempre, però. La pecora nera, ma lo sa che produce un affumicato che è una meraviglia. Chiaro, È incredibile. Sì. Queste mozzarelline che fanno è una cosa troppo bella. Bello. Senta, comunque sia, come si chiama questo montone? Checco. Perché? L'altra era checca, quindi Ecco, ed è comunque giocoso, molto produttivo. sì, molto. gioca sempre. Sì. Gioca a luna monta. A luna monta. A luna monta, alle 2 monta alle 3, alle 4, sempre montando. Ecco, ho capito. Comunque lei possiamo dire una cosa, che lei è veramente il sardo di tutti i sardi. Cioè, perché lei è sardo. Sono sardo. Lei è sardo. Sardo. Però non ce l'ha ancora dimostrato, per cui ce lo dimostri. Quella sa sempre che picca su cadu, recupera piccare, non tu visto ballare, magari su cantare, ballare su te. Ma pensi, un twist che lei ha scritto nel 1962 e cosa succede dopo quasi... Da qui arrivare in continente c'è tempo, ci vuole tempo. Infatti sono voluti 38 anni per arrivare in continente questo twist. Senta, ma lei ha fatto questo twist proprio perché è un ballo, diciamo, che fa ballare tanta gente, twist, no? Ma io stavo pensando già da allora di fare i balli di gruppo. Infatti, in tempi non sospetti. E ne ho inventato uno anche oggi. Davvero? Un ballo di gruppo bellissimo. No, nuovo? Sì, Dai. si intitola Kuddu Koddu. Adesso canta americano. Come si intitola? Kuddu Koddu, che vuol dire quella spalla. Quella spalla? Sì. Sono io. Ah, tu. Cioè, chi è la spalla sua? Sono io. E quindi questa canzone è dedicata a me. È una canzone d'amore. È d'amore, a me. Dai, allora sentiamo. Com'è? Longo su corso, coddo basso, coddo con coddo, su coddo accanto basso sei una coddo che porta a sette accordo e vendere su caddo. Ripeto. È molto romantico. Longo su corso, coddo basso, coddo con coddo, su coddo accanto basso sei una coddo che porta a sette accordo e vendere su caddo. Guardate, non so voi, ma io ho la pelle d'oca. Veramente, perché c'è una cosa che ti tocca dentro. Longo su corso, coddo basso, coddo con coddo, su coddo accanto basso sei una coddo che porta a sette accordo e vendere su caddo. Ma lo sa che lei è bravissimo. Non me l'aspettavo. Bellissima sta cosa. Beh, con tanto di maestro, voglio dire. Poi si è dedicata a me. Allora, c'è un ballo. Il ballo dovete stare attenti al suo movimento corporale. Ecco. E al suo... Lui muoverà tutto il corpo facendo questo ballo nuovo. Soprattutto è stata inventata questa cosa. Perché? Perché? Diciamolo.
Perché i continentali quando vengono dal continente devono ballare il tipitipitero, la macarena, e la musica salsa e poi ce ne sono tutti questi. Vanno e tornano al continente e cosa avete ballato? Il tipitipitero. No, poi cosa avete ballato? Goddu goddu. È tutta un'altra cosa. Portare questi balli che adesso noi inventeremo, io soprattutto con lui, inventeremo tanti balli, lui ne ha scritto uno bellissimo, Martinica Macca, anche quello sta girando in internet. È vero. E quindi fare in Sardegna questi balli di modo che quando voi venite vi divertite con la nostra musica e non con la musica che arriva oltre il mare, oltreoceano. Ecco, ci sono dei turisti in piazza stasera, alzate la mano. Ecco, sì. Noi vogliamo favorire in futuro, lanciamo un messaggio anche agli amministratori, ai titolari di strutture ricettive, di cercare di formare dei ragazzi nei corpi di animazione per dare ai turisti anche delle cose nostre. E anche i balli sardi nostri, esatto. Perché non dovete Allora, parlare? attenzione, guardate bene perché Kuddu Goddu è molto difficile, quindi state attenti al suo labiale e al mio corporale. Prego. Guardate questo ballo, guardate. Antonio Cau. Benito Urgu. Bello, eh? A me piace. È piaciuto molto, eh? Sapreste ripetere questi passi?
È molto fa, longo, su curzu, guardo, guardo, bacio, avete visto? E poi fare il cavallino ogni tanto. Sarebbe bello. Non faccio il cavallino. Ma di tutto fai tu. La cracchina. Oggi c'hai un pubblico a Togo, ti stai sbizzarrendo. Fate vedere come si fa il cavallo. mi Vuoi che scusi. faccia anche la cacca del cavallo qui? Scusi se le ho dato del tu per un attimo. Caro Urgu, allora, quindi lei ha fatto un disco, diciamo ormai l'ultimo disco, però prossimamente, prima di Natale, contiamo di mettere alle stampe di Guddu Goddu, con questi balli di gruppo, che ce ne sono altri in cantiere, E no? poi dovevamo sapere che questa canzone l'abbiamo spedita per il Festival di Sanremo perché dovevano funzionare le canzoni in dialetto, non l'hanno neanche cagata. Però noi l'abbiama sentita. È vero. E intanto stanno nascendo altre canzoni, come per esempio... Su tipitipiteddu, su zacca sacozza. Ci sono tanti balli, adesso non mi vengono Al in posto della Macarena, la macarrona, su balle sabatata, tanti balli. uscirà questo disco multimediale con tutti i balli di gruppo. Ok, aspettatelo. Intanto lei è il sardo di tutti i sardi. E siccome l'ultimo disco si chiama Sardo Sardo e non lo trovate nei negozi, perché non trovate più neanche un disco di Benito Urgu nei negozi, Perché li facciamo già rari prima di fare. cioè, facciamo 20 copie, capito? Rari. Li masterizziamo in casa e chi li vuole ce li deve ordinare, passa anche molto tempo a spediglielo. Comunque guardate nel sito. Infatti se odorate il disco c'è odore di sugo, di roba da mangiare. Comunque guardate nel sito www.noaproduzioni.it e potete ordinare il disco. Qualcuno ce l'abbiamo anche qua dietro il nostro mixer di Sardo Sardo, l'ultimo disco, e anche dei dischi storici di Benito Urgu. Quindi, siccome Sardo Sardo è il disco, lui è il sardo di tutti i sardi. Adesso ascoltiamo Sardu Sardu, Benito Urgu. Casu sardu, razza casu. Calma la razza, quando scorsato c'è passato un barra. Non te puoi raccontare da negare romano e a bere tanto e c'è cerrare toscano. Di siciliano da Verona a pescare su Milano. Perché si sente scusso, sardu sardu casu sardu razza casu. Casu per razza. Sempre stato una barra, non te puoi rispuntare di allegare romano e a te tanto di ciacciarrare toscano. Il siciliano da Verona a pescare su Milano. Mi te si accende scusso, sardu sardu casu sardu razza casu. Sasu per razzanza. Grazie al vedovo di Sardegna, Benito Urgu.